Un'altra via di Agrigento cambierà il suo aspetto grazie ai proventi della tassa di soggiorno del 2018. I soldi incassati e che il comune ha destinato a via Cesare Battisti sono circa 250.000 euro. Una notizia che sembra aver generato pareri contrastanti. La prima a voler chiarezza è il consigliere pentastellato Marcella Carrisi. Quasi per provocazione o rassegnazione, prima auspica che non vengano spesi in ceramiche. Poi pone un interrogativo, chiedendosi se non sia più opportuno destinarlo altrove. Uno degli esempi, le panoramiche dei templi di Bonamorone. Il tratto comunale, in quel caso, è addirittura sprovvisto di marciapiede. Maria Amico, invece, aveva chiesto solo 5.000 euro per rendere fruibile Punta Bianca, candidata a riserva naturale e che adesso, grazie al Movimento 5 Stelle, potrebbe diventare un SIC. La città non ha dimenticato la querel nata sugli addobbi di Salita Madonna degli Angeli, una targa con lo stemma comunale. I tre giganti trasformati in puttini che sembravano fuoriuscire dal simpatico cartone animato di Pollon. E a ruota segue la presa di posizione di un altro consigliere di Aula Sollano, Gerlando Gibilaro, che prima di tutto fa un'interrogazione al sindaco. Mette le mani avanti per far sapere alla città quali sono i criteri che hanno portato a scegliere questo tratto di città. C'è chi si chiede se non sarebbe stato opportuno ritornare a interpellare i cittadini tramite la democrazia partecipata.